Oggi la Chiesa celebra San Massimiliano. Massimiliano è un nome di origine latina e vuol dire figlio di Massimilio, che a sua volta significa discendente di Massimo. Ma c'è chi ritiene che Massimiliano si formi dall'unione di due nomi, Massimo ed Emiliano, ovvero il maggiore rivale. Il 14 agosto è la giornata mondiale della calligrafia. Un'occasione per celebrare l'arte della calligrafia e promuovere la bellezza della scrittura a mano. Diciamoci la verità, chi non si emozionerebbe oggi ricevendo una lettera vera, scritta a mano, invece di un messaggio sul telefono? Con l'avvento delle tecnologie digitali, la scrittura manuale è diventata sempre più marginale, in maniera impercettibile ma progressiva. Oggi però si è avviata un'inversione di tendenza che contribuisce a restituire importanza a questa pratica che sembrava destinata a scomparire. In tutto il mondo si assiste infatti a un rinnovato interesse, se non a un vero e proprio culto, per la calligrafia e per gli articoli di cartoleria, gli attrezzi necessari per scrivere. Ancora oggi ci si domanda come sia potuta accadere una simile tragedia. Sono le 11:36 del 14 agosto 2018. Durante un nubifragio crolla una porzione di circa 200 metri di viadotto Polcevera, meglio conosciuto a Genova come Ponte Morandi, dal nome dell'ingegnere che lo ha creato negli anni 60. Un tassello strategico per la circolazione e l'economia della città. I morti sono 43, quasi 600 persone vengono evacuate dalle case sottostanti. Sapete perché si chiudono gli occhi quando si starnutisce? Questo processo si innesca in modo automatico per protezione. Infatti quando si starnutisce l'aria esce dal naso con una velocità di 160 km/h, generando una pressione non indifferente. Chiudendo gli occhi si evita quindi che questa esplosione possa danneggiare i dotti lacrimali, cioè i canali in cui scorrono le lacrime e che mettono in comunicazione occhi e naso. Buongiorno ai 12. Oggi sono i capricci della luna in Ariete che tentano un po' di mettere i bastoni tra le ruote a quella profusione d'amore tra Giove e Venere in Cancro. Vediamo cosa accade nello zodiaco. Ariete, è proprio dal vostro segno zodiacale che parte l'incostanza della luna, che terminerà in serata, per carità, però la giornata può essere segnata da qualche tensione o nervosismo in amore. Toro, per voi vedere la vostra Venere, seppure in gioia, attaccata così dalla luna, non è piacevole. Molto probabilmente oggi non sarete un po' fraintesi, qualcuno potrebbe malinterpretare un vostro gesto d'affetto. Gemelli, nel vostro caso le quadrature di Luna, Giove e Venere sembrano dare un sottile senso di disarmonia alle cose. C'è qualcosa che volete aggiustare, qualcosa che non mettete a fuoco bene nelle vostre dinamiche affettive. Riflettetevici un po' su e prendetevi del tempo. Cancro, sicuramente sono fortissime le presenze di Giove e Venere nel vostro cielo, però la quadratura della Luna, che è la vostra maestra, mette un po' a soqquadro tutto quanto. Oggi vi renderete conto che quello che voi desiderate in amore probabilmente non è ciò che desidera anche il partner. Il Leone, la vostra giornata oggi è una giornata segnata da una luna sicuramente di trigono, ma che proprio non riesce a essere morbida o gentile. Sarete un pochino più duri del solito e tenterete di giudicare anche qualcosa che ha a che fare con delle dinamiche personali. La situazione con il partner potrebbe presentare qualche piccola tensione o dubbio o sospetto. Vergine, per voi poco
o vi importa di queste tensioni planetarie, visto che state vivendo un momento di grazia, anche se la Luna vi ricorda che non sempre le cose stanno come sembrano. Non mancherà a voi, alla vostra capacità di analisi, inquadrare le cose per come veramente stanno. Bilancia, l'opposizione della Luna, in più le quadrature di Giove e Venere, proprio vi fanno sentire non capiti dal partner, un po' abbandonati, un po' lasciati soli. Portate pazienza e cercate comunque di fare buon viso a cattivo gioco, visto che è tutto un gioco di fraintendimenti planetari. In serata la Luna smetterà di farvi i dispetti. Scorpione, una giornata molto intensa quella di oggi, anche se la serata potrebbe non andare secondo le vostre aspettative. Probabilmente dovrete decidere di rimandare qualcosa, proprio perché in serata la Luna entrerà in Toro e si opporrà ai vostri gradi. Cambio di programma. Sagittario, per voi la Luna è di Trigono, i bisticci col vostro pianeta, vi fanno semplicemente riflettere su come vedete le cose. A volte siete un po' troppo positivisti e cercate la soluzione più semplice. Non che questo sia un errore in sé, ma probabilmente ciò che vivete in questo momento esige una più attenta analisi. Capricorno, la Luna oggi è proprio rispettosa con voi e si associa anche a Giove e Venere in opposizione. Oggi è proprio una giornata no per l'amore. Se in più mettiamo pure la quadratura di Marte in bilancia, il Capricorno oggi rischia di litigare con qualcuno, quindi evitate assolutamente, cercate un po' di pace e di relax. Acquario, per voi la Luna tira fuori dei discorsi un po' soliti che conoscete bene, ovvero le aspettative del partner nei vostri confronti. Voi che siete sempre un po' più liberi, un po' più leggeri nelle cose, tenderete a fare in modo di non appesantirvi e a non rovinarvi la giornata. Pesci, per voi la Luna vi dà delle chiare prospettive, ovvero cosa è meglio allontanare dalla dimensione affettiva per stare bene. Dovete cercare una maniera di tutelare i vostri sentimenti e la privacy vostra e della vostra coppia. Nel cuore della seconda rivoluzione industriale, a Parigi, un'invenzione che oggi diamo per scontata sta per vedere la luce. 7 anni dopo la presentazione della prima automobile con motore a scoppio, la città si trova ad affrontare il problema della crescente circolazione dei veicoli. Fu così che il 14 agosto del 1893 venne introdotta l'obbligatoria targa di riconoscimento per tutte le vetture pubbliche. Questa innovativa placca in metallo con numeri bianchi su sfondo nero divenne la carta d'identità di ogni veicolo. Sentirselo dire è un incubo per gli studenti. Sei andato fuori tema. Ma come si dice in inglese? L'espressione corretta è off topic, significa proprio andare fuori strada e finire a discutere di argomenti che non c'entrano nulla col tema principale. Si chiamava Marta prima di diventare Sibilla Aleramo e di finire ritratta sulle monete da 20 centesimi di lire. Scrittrice, giornalista con la follia convissuto dall'infanzia. Assiste al tentato suicidio di sua madre che si gettò dal balcone di casa. Poi la violenza sessuale a 15 anni da parte di un collega che fu costretta a sposare e per finire, quando nacque suo figlio, tentò il suicidio. Per svoltare decise di trasferirsi a Roma, dedicandosi alla scrittura. Legge gli scritti di Dino Campana, il poeta che tutti conoscevano come El Mat. La relazione, tanto appassionata quanto distruttiva, li logora. Lui finirà i suoi giorni in manicomio, lei continuerà per tutta la vita a cercare di dare un senso alla sua irrequietezza. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita è a colori, ma il bianco e nero è più realistico. Divertitevi stasera, ma ricordatevi di lasciare le spiagge pulite. Noi ci vediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.